Ma secondo me quello l'ultima la puntata giacchetta bianca. allora, Probabilmente esce. ho messo tutto. Qua c'è stato. Ah no, aspetta, c'era più prima chat perché sennò se Sì. qualcuno ci scrive. Ah no, leggiamo io sicuro non le puntazze. Audio. Voce. Ora deve fallo prima partire e poi ci regoliamo. Ma lo vedi, c'ha proprio la faccia, la voce bassa. 20, sta facendo cazzo. Comunque, Luca Ward c'ha un vocione, quindi si deve sentire bene. Iniziamo con un riepilogone? Va bene. Ok. Abbonante. Grande sorella. Se mi riassunto dei casini precedenti. Allora è mezzo, sono una rosa che gira. Una pubblicità. Mulino bianco. Ok, è un carcere. Una zona delimitata. No, è proprio una torretta di un carcere. È lui. Mr. Poindexter. Bellissimo Bullseye. Hai elaborato già? Porca troia! Ah, ok. Devo dormire. Lo lisceranno buono e meglio a lui. Iniziamo bene. Poi ucciderà tutti. Sì, effettivamente già ho pensato a 12 modi diversi. Non gli possono lasciare nulla, perché tutto quello che tocca diventa un'arma Perché se ti scappi un sostanzialmente. braccio a qualcuno, poi lo puoi lanciare addosso a qualcun altro. Sì. Infatti sono curioso di vedere che a uscire deve uscire di carcere, voglio. Prima che finisce la stagione non può rimanere in carcere tutta la stagione Bullseye. Quindi facciamo uscire. Poi vediamo se esce qualcosina. Esce qualcosa.
La cosa? No, quello è sbagliato film. Tanta cosa.
No, no, in realtà è il timer perché la stiamo vedendo in tempo reale, solo che non possiamo streamarla, che sennò Disney ci bloccherebbe immediatamente. Sì. Se hai l'account Disney Plus ti possiamo dare il link di Teleparty e ti unisci alla sessione e la puoi vedere insieme a noi. Chiedo scusa, Daniel. Credo che non è notte per lei. Prego, non ti preoccupare, vediamo anche altre serie in questo modo qua. Quindi se capiti per le 22, di solito iniziamo qualcosa e ce lo vediamo tutti insieme in live. Stasera un pochino più tranquilla. Non essere al contrario. Grazie mille per il follow. Non lo so. Ho detto tutte le sere dalle 22 siamo in live. O ci vediamo qualcosa o comunque facciamo qualche gioco giusto per far passare un pochino la serata. Per ascoltare. E cosa da dire? Poi, ciao Fabrizio, buonasera. Se Daredevil inizia a menare due cazzotti andrebbe anche meglio. Sì. Finora effettivamente sì. Sembra strano per un prodotto Disney, ma sta succedendo. Non ti vedo da quando...
che va sul padiglione. Potrebbe, perché è strano che non è... Ti è piaciuto? Poi c'è tutto bene, stiamo finendo di vedere la prima puntata. Buonasera, senti. Che effettivamente è strano che non ci sia il padiglione. Perfetto, guarda, non spari fuori. Stiamo vedendo che stai facendo cose. Dai, divertiti, senti, lavora, schiavo. Ho dato anche delle buone notizie prima. Non te lo permetterò.
spegnere, ci sta. Allora, al momento la prima è andata, c'è una post? No. Assolutamente no. Aspettiamo un'altra, un attimo una pausa. Facciamo tattica. Sicuri che ne è uscita un'altra? È uscita per me. Non mi fa andare avanti. No, no, è uscita solo questa. Eravamo finiti. C'era solo questa. Ok. C'era solo questa. Ah, è vero, perché la Deve uscire prossima, il martedì o il mercoledì. però la prossima è l'ultima. Perché sono 9. Quindi mi sa che forse c'è settimana Allora, prossima. aspetta. Vediamo che forse 9. sto flashando. 16 aprile, domani esce. No, mercoledì. Per un giorno abbiamo missato, va bene. Va bene. Vabbè, però sta puntata è stata... No, questa sì, è stata una bella puntata, devo dire la verità. Ha meritato. Ha Io meritato. devo fare comunque pipì, quindi questa cosa Allora, sì, facciamo un attimo così decidiamo, perché noi ci eravamo regolati con 2, ma vediamo un attimino cosa fare. è il momento di Kraven il cacciatore. Ma assolutamente no. È il momento di Kraven il cacciatore. Ma non c'è neanche da qualche parte, non è ancora uscito. Lo shoppiamo. Ma non Sta ci su Prime, penso. sta su Prime. Sta su Prime. Per forza. Ma a pagamento. No, no. Sì, a pagamento sta. Sì, disponibile per il noleggio e l'acquisto. O 2,07 €. Però era uscito, Sì. era uscito gratuito. Ma dove sta? Allora, 4,99 € per il noleggio in HD e acquista a 13,99 €. Seguo. Aspetta. 5 euro te li darei. 5 euro te li potrei dare. Potrei darglieli. No, neanche questo. Ho detto proviamo Morbius a questo punto, ma Non lo so. l'hanno tolto proprio e l'hanno messo a Su pagamento. Netflix. Che dispiacere, guarda. Che grandissimo dispiacere. Allora, però possiamo fare in questo modo qua. Aspetta. Eh, Che fisca l'elezione? Dura 2 ore, Gianmarco. Cosa? 2 ore Kraven. 2 ore. È troppo. No, finiamo troppo. e mezza, finiamo. È un po' too much. troppo. Se no è il momento di vedere Morbius. Non c'è. Ma l'hanno tolto pure da... Non c'è. Molto veramente, però Non ragazzi, c'è. non può vedere mai niente qui. Ma avevate cercato anche Non c'è. Morbius? Sì, già, guarda, di mia spontanea volontà ho detto a questo punto Avete cercato togliamoci tutti i problemi da mezzo e via. Se no possiamo vedere qualcosa qua e ce lo vediamo. Che ci possiamo vedere tutti insieme, ce la prendiamo nel chill. Lei, dottor Mercury, aveva visto qualcosa che le interessava nel catalogo ultimamente? Se aveva visto pure di qualche altra cosa, non ci abbiamo un po' di scelte. Un po' di piattaforme No, ci io- sono. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Perché ho visto Già l'hanno messo a l'hanno noleggio, messo pure su America. Sky, ci sta Ah, in prima fila. ok. Infatti sono sorpreso che l'abbiano messo prima su Sky e poi su Disney Plus, onestamente questa cosa non ha senso. Ah, come in prima fila forse vanno. No, sì, è in antica anche costa 14 euro film, cioè costa più un biglietto al cinema, può pure appicciare, Questa è quella che dicevi tu, Carmine. sì. Questo pure è un attore conosciuto, questo qua in copertina, però non mi ricordo dove l'ho visto. C'è la serie di Enzo, il camorrista. Non, sì, non guarda. penso. La sai uguale? Ah, È tutta roba a pagamento. questo me lo sono visto morire incredibile.
Che se non troviamo niente possiamo provare ad avviare l'assassino e vedere se ce la fa. L'assassino ti fa crashare la live. Se no, ce la fa, che poi una volta la fai, una volta no. Poi non è come sta cagato l'assassino oramai. In particolare. Guardate un porno, non lo so, decidete, sì. volete. Porno gay, magari. Allora, qui niente, vediamo Netflix. Netflix. Vediamo Netflix se offre Vediamo qualcosa. Netflix. Not that long after season one. That was- No. Titoli nuovi. Sherlock, di carta. No, esce la stagione nuova. Non c'è niente di... Meglio chiamare Saul. I Tronglets. Belli. Belli i Tronglets. Ho trovato oggi Giuseppe che stava giocando a Stai tavola, giocando ma ai era di Tronglets, Giuseppe. Bravo, Attento. gioca con i Tronglets. Chiamo i Cesaroni. Non penso. Per il compianto. Poi Regan, abbiamo visto la penultima puntata di Daredevil è stata molto interessante. Noi stavamo cercando di capire cosa fare. Sì. Che la puntata esce domani e non oggi. Poi la seconda parte di Daredevil quando dovrebbe uscire? Sembra che non è stagione troppo... La seconda stagione di Born Again dovrebbe, se ho capito bene, l'hanno quasi finita pure, quindi potenzialmente, se non è già finita proprio la produzione della serie, quindi forse il tempo dei montaggi e tutto. Puoi passare una mano sopra qualcosa che parte l'audio. Ma sembra così, Allora. No, non vedo niente che mi colpisca dal... Voi se vedete qualcosa ditemelo. Mi pare sembra la stessa roba, purtroppo. Andiamo Harry Potter, quello bello. No, grazie. No, Però è grazie. quello bello. Mica ho detto la serie prossima che deve uscire. Anche questo è bello. Cosa? Questo, anche questo è bello. Questo chi? Questo. Mercoledì? No, Sì. non ho apprezzato, onestamente. Ok, bravo, anche tu. Visto No. la prima puntata appesa subito che non mi è Ma proprio... interessato sinceramente, quindi non... sta là. Lupino? Siamo quello là a fianco a Ozark. Questo, No, alla sinistra. di qua, Che cos'è? Blue Eye Samurai. Se lo volevo, c'avevo in lista quello. Questo è che cazzo, Blue Siamo Eye Samurai? Ma hai visto? Io Ti hai visto? A posto. Tu chi sei, scusa? Questo è Yu Hakusho. Ah, Live ok. action di Yu Ok. Hakusho. No, con Most. Sì, Vabbè, sarà una cagata. infatti sì, questa non è andata molto bene. Come cazzo fai a fare una versione di Yu Hakusho? Sì. Si provano. Così come hanno provato a fare quello di Death Note, Netflix, e abbiamo visto come è andata a finire la cosa. Penso che sia... One Piece è andata. Harry Potter lo sto vedendo come grande Reagan, grande sorella. Ma a questo punto aspettiamo la serie, vediamo un attimo come sì, intossicarci. sì, grande serie di Harry Potter, potentissimo. Buttalo dentro. Buttala dentro. Allora facciamo così, facciamo così. Proviamo l'assassino. Se non va al limite mettiamo un po' di scuola di karate per... Non c'è proprio un cazzo ormai da fare, così se non scalare. Però è uscito l'aggiornamento nuovo, Sì. magari potrebbe essere uscito qualcosa. Andiamo, sì, parte. Facciamo questo, io vado così. Allora, un attimo che lo attivo di qua. Allora, questo si stacca e questo si mette. Regan, se vedi che crashiamo all'improvviso è sempre colpa dell'assassino. Sì, l'hanno confermato perché sì. Magari ci stupirà come attore, magari ci stupirà la sceneggiatura della serie, magari succederanno altri casini, chi lo sa. Allora, vediamo l'assassino in che mood è questa sera. Allora, cerco solo un po' di abbassare l'audio così non c'è il ritorno. Allora, finora se l'è preso, tutto a posto. A quale sei arrivato, Regan?
Se mi fanno Hermione lesbica godo. Possibile. Non mi sembra che sia un elemento, anzi è un elemento importante di trama, visto che comunque dovrebbero dire che è bisessuale a questo punto, visto che poi ci mette con Ron, quindi penso osano una cosa del genere, o cambiano sesso direttamente a Ron a questo punto e lo fanno donna e risolvono il problema. Al momento sembra che ti sei svegliato abbastanza bene. Allora, io dove dovevo andare? Ok, c'era tutta la zona qua da esplorare. C'è un castello di livello 28 e non la... ce la possiamo fare. Punto panoramico. Non c'è la gamma, aspetta che devo salire l'inquadratura. Con l'ultimo aggiornamento di OBS si è mosso un pochino tutto. Allora, eccoci qua. Thank you, Reagan. Allora, torre d'osservazione, di qua. Ma ok. Al momento sembra che sta andando. Poi farà come l'altra volta che all'improvviso crasherà tutto e ci ritroveremo da soli in live. Siete villici? Salve villici. Vediamo se regge un fight. No, che giustamente loro camminano e se ne fottono. Opla, A posto. svolato. E 3 fatti. Allora, è lì in alto il punto d'osservazione, ok. Vediamo un po' cosa c'è qui. Eastward è carino come gioco, ce l'ho, era pure sul Game Pass se non mi sbaglio, l'ho provato un paio di volte ma mi crasha sempre, non sono mai riuscito a capire il perché. Però merita effettivamente come gioco. Aia. No. Signor Ronin, ha rotto un po' i coglioni, eh. Mamma che calcio. Telecamera, telecamera. Niente, non muore. Wow. Sì. Voilà. Boom. Aglia. A me non va. Cazzo di botta. Non c'ho l'energia. No, cazzo, mi ha fottuto col tempo. È stato grodolato. Ah. Allora, qui va bene. Siamo ancora in live? Sì, ok. Non è ancora esploso. Ok, va bene così. Allora, vediamo se per caso c'è di nuovo, che a questo punto facciamo così. Allora, solo che i Ronin giustamente alcuni sono casuali, tu invece ci sei ancora.
C'è anche il tuo compagno. Vieni qua. Ecco qua. No. Ah, fissa da mamma. Allora, aspetta che vado pure un attimo di là. Ecco qua. No, però gioco. Ah, allora vado un attimo di là e torno subito. Oh no, no, Ronin. Ronin. Che cosa facciamo? Sì. Allora, aspetta. Un po' incazzati in questo Sono momento. nervosi, sono nervosi. Tanto se vuole ci provi lei, tanto se muori non succede praticamente niente. Ti carichi. Mattare in ospedale, vai giù. Gli sti smagnavolo. Il nome è andato giù. Aia. 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 Il nonno rischia di andare giù. Gioco, aspetta, mo sono tornato, fermati. Crashato, no, ok. Ah, aspetta, devo fare pure una cosa così va pure un pochettino meglio, se possibile. Allora. Ah no, già sta a 1080, ok, allora più di questo non fa. Allora, riproviamoci.
C'ho 10 punti abilità. Quello che mi servono i punti maestria per sbloccare. Potrei utilizzare maremoto 2 volte. Ma questo ci sta. 20 danni. Lo mettiamo qua. Schivate offensive generano parte di un'unità di adrenalina. C'ho 2 punti. Via. Che bella combo, la sei presa. Oh cazzo. Telecamera. Aia. Quello non riesco proprio ad evitare. E uno tolto da mezzo. No, c'è un secondo in più l'altro attacco e non riesco a farglielo. Poi Vieni. Vieni qua che c'è più spazio e non ci confondiamo con la telecamera. Vieni, vieni qua, vieni. Vieni, vieni. A posto. Quasi. C'ho l'altro dietro però. Nauri, sacchetto. No, no, tu però così. No, gioco, fermati, fermati, gioco. Che cazzo di attacchi fa sto stronzo? Ti butto i coltellini. Te li butto tutti. Che è successo? Che sta Non passando? lo so, sta facendo cose, fallo fare, fallo fare. Fallo fare. Ce la fai? Ok. No, fermo tu. Fermo tu. Mancavano anche i nemici con le capriole in stivata, però ho fatto tu. Ok. Allora, tu con la spada dovresti forse essere più comprensibile. Forse. Allora, ce l'hai una cura per piacere? Fermati. Ok, una cura c'è. Vieni. Te con la spada sei un pochino più conosciuto. Danno sti cazzo di calci. Sì, i famosi calci supersonici. Mangata, mangata. E to sangue. Ho finito i coltelli. Però c'ho le stelline. No, è morto. Ok, era pure un obiettivo. Va bene, va bene. Vabbè, tu non sei un Ronin perlomeno, quindi dovresti essere meno rompicoglioni. To. 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 Ma non c'è energia quando muore. Pezzettino di merda. Mo che ci hai giocato un po', quanto gli dai? Sempre 5.
sempre 5. Sempre 5. È mediocre, si vedeva e la sensazione purtroppo è quella. Ha un cazzo di potenziale sto gioco se fosse stato fatto per bene. Ma ragazzi, Cazzo sono? ragazzi, il concept è buono, l'idea c'è, l'ambientazione è bellissima, questo è innegabile, ma proprio come è un gioco degli... fai anno 2010 però con una veste grafica più bella, punto. Penso che nel 2025 sia arrivato pure un attimo il momento di fare le cose un pochino più a modo. Anche perché poi Ubisoft, tutte le software house queste grosse, se poi appaiono persone che fanno giochi tipo Balatro o quello che anche abbiamo portato in live horror fatto dai due ragazzi russi, Miside, Ah, sì. se persone singole fanno giochi del genere e sono in una o due persone, mi aspetto e ci aspettiamo che da società con 50, 100, 200 persone che lavorano ad un gioco almeno la base dovrebbe esserci. Mini bossetto bello nascosto su una montagna, non ancora, io Bossetto o bossetti? Attenzione. non penso che era in Giappone in questi anni qui, non penso. Magari uscirà qualche prova, chi Tu lo sa. c'eri? No, io non c'è. Manco noi. Poteva esserci lui però. Negli ultimi due c'erano, Bossetti pure in Valhalla c'erano demoni, un po' di mitologie e cose varie. C'era Un po' di paranormale, c'erano tutti... Ok. Che a C'era questo una punto mitologia qualcosa E poi qui... vedi, ha detto Reagan, Bossetti Sama. Lontano parente. Bossetti Gian. Allora, controllo sempre perché ogni tanto ho finito come l'altra sera e ci stacca dalla live. Questa sera sembra che Allora dici. sia abbastanza gentile. Oh no, altri... Ah, è uno di quelli che dovevo uccidere, a posto. No, Vabbè, no. tanti questi giorni in questo gioco devi uccidere tutti. Senti, ci chiama assassino, non è che vendono le patate. Allora, però in tre... Tieni un attimo. Vieni qua, vieni qua. Allora. Andiamo a fare un po' così. Facciamo così e chiamiamo un po' la cavalleria. Anche le donne possono farsi valere, certo. Questa è una cosa risaputa che non va detto e che dovrebbe essere la base, però per Ubisoft era importante farcelo Ci sapere. stanno quelle cose Reagan, ma per ora non ci ha fatto come. I K li abbiamo trovati, per esempio. Ma era una missione secondaria, erano dei bambini che venivano utilizzati per attirare degli sprovveduti. Sì, tutto lo spiritismo giapponese al momento non... A meno che non si sono ottenuti tutto per un DLC a tema paranormale, mettiamola altri così. soldi, ovviamente. Ehi. Mi hanno fatto... Perché il DLC di Odino, una cosa del genere. Sì, là, te lo devo... Allora ragazzi, siete un pochino tanti, Tu vuoi però i vabbè, soldi piano per fare piano, cose piano con Odino, piano. Che era un assassino. A saperlo prima. No ragazzi, però dai. Ok, tanto lui c'ha l'avvelenamento. Ragazzi, siete un po' troppi e si è buggato. si è buggato, fermi. Allora, tu... Meno male che c'era il rallenti, meno male. Allora, aspetta, fammi provare una cosa. Non è che qualcuno c'ha qualche pozioncina, qualcosa, niente? Niente? Sali sulla scala, fai Di solito qui ci sono. Via, sali assassino, sali. Puoi aspettare pure qua. Non vedo nessuno. Ok, a posto. Finalmente in cura di tutto. Scusami, ci troviamo. Torre di guardia, vabbè. Ok, aspettali qua. C'è la sincronizzazione a questo punto. Nel mentre. No, guarda, a livello è bellissimo, non gli si può dire niente su questo aspetto qua. Credo che un gioco sia fatto da tanti fattori e non solo Ma da è uno. Ubisoft è solo questo. Ma È solo... l'ambientazione. Solo l'ambientazione. Mi dispiace dirlo, Ubisoft Noi ci crea i stanno a mondi, salire. crea i mondi per gli altri giochi a questo punto. Fatti accontare. Aspettiamo con un'abile manovra.
Fischia, fischia. Aspetta. Qualcosa ha visto, aspetta. Aspetta. Stanno salendo tutti. Vieni qua, vieni un attimo. Vieni un attimo qua. Sì. Vieni un attimo, vieni. Vieni. Entra dentro. Bossetti Sama? Vieni. Qua dentro sta. Ehi. È nascosto nella paglia. Ehi. Faccio il trapolozzo. Ehi, vieni. Piano piano, Piano. Ma poi fa una kill lentissima, cioè esce L'altro fuori, dove si è andato? avvicina, Infatti sì. L'altro Qui dove? esce fuori, pa, pizzacci Allora, l'angano. uno sta qua. Uno sta qua e uno sta a terra. Ok. Chiama Massimo, Ehi. Max. Ehi. Questo è Maxi, il processo che ha sconfitto la mafia. Ehi. Ma conquisti un avamposto e ti danno una skin di merda per le torri? No, in giro ci sono delle casse dove puoi trovare degli ornamenti per il villaggio che ti puoi costruire tu, per la base. Ok, lui era quello che dovevamo uccidere per la missione. Ok, me ne restano altri. Che l'idea di base è bella questa qua, ti dà in base alla trama alcuni assassini che devi fare, ma non è che c'è una mini trama o qualcosa da fare. Tra questi, o questi, o questi, o questi almeno sembrano delle missioncine un pochettino diverse, ma le missioni queste qua ti dai i punti, ti dice già direttamente dove vallo ad uccidere. È un elenco di personaggi da far fuori, punto. In situazioni diverse, senza se e senza ma. Vai a spanzare Matteo, ma Messina Denaro. Penso che sia un attimino lontano da questa posizione qua. Perché no? Ma perché non rallegriamo la serata con un bel Yasuke e usiamo il personaggio cardine della trama, l'assassino Allora Yasuke, dobbiamo uscire da qua perché sennò Yasuke non ce lo fa usare. che ricordiamoci, Allora. si arrampica, fa stealth, Facciamo così, guarda. fa le spadate supersoniche che ti Allora, l'altro trasporta, punto l'ho tolto. i calci supersonici che ti fanno fare 40 metri di volo. Allora, facciamo così. No, questo è il livello 28. No, non è ma ancora cosa già la possibile farlo. portata Allora, andiamo a scoprire un pochettino la mappa Vai, così. scopriamo questo luogo Allora, nascosto. facciamo così, usciamo da qua perché sennò giustamente non lo cambia. Yasuke Python, sì. Sì, è lui. Sì. Sì. Fa interpretato Allora, sorpito da Yasuke. aspetta. Facciamo così. Trasformazione. Eccolo qua, a posto. Bello. Bello. Allora, andiamo con lui. Proprio switch di posto. Tutti. Oh, È l'Animus. L'Animus permette tutto. tu ricordi? Più che altro tu pensi che Yasuke in quel momento non è che è frizzato nel tempo, lui stava No, facendo altro. no, perché a livello di Perché trama Yasuke lui si esiste, trovava qua in questo però a un momento. certo punto lui compare. Allora, facciamo così. Batman. Fammi vedere se c'ho il cavallo pure per lui. C'era Assassin's Syndicate che era così bellino, che dove stavi, ti switchavi il PC. Come cavallo mettiamo il Mercury, giusto? Metti il Ah, perché noi lo stiamo chiamando il Mercury questo cavallo. Tu ce l'hai consigliato, Quindi- oh. Questo è il Mercury. Ah, poi, guardalo. Guardalo. Allora, andiamo. 250 metri. C'è qualcuno da menare? Sì, Sì. dai, fai l'assassino. No, lui non fa l'assassino, lui Fa un entra. po' di stealth. Lui entra, salve, io devo menare. Lo sto uscendo. Ecco qua, è il primo, è andato. Ha fatto uno scavallamento di cassa, non ho manco capito come. Oppa. Fatto. Mamma mia. Ecco qua. Perché loro sono pure nemici base, quindi. No, per carità. Mo, Ma è morto prima dell'attacco col veleno. col Ok, veleno. va bene. Va bene. Why not? Allora, il famoso veleno a pelle. tanto Yasuke è uscito vittorioso. Un po' di azioni, perché no? Qui abbiamo preso tutto. Sì, bene, possiamo continuare.
la nostra traversata. Allora, di qua. Mi ricordo la stazione Termini dopo le 23. È probabile, Regen, che sia appunto così una rappresentazione fedele. Vedi un samurai giapponese a cavallo di una bestia mitologica con la spada, con una katana e fa fuori tutti? Succede a Termini, succede. Allora, No, c'è no, a posto. un'altra. C'è un'altra Ok, situazione. step, vai. Lui giustamente non ha l'occhio dell'aquila, quindi non si possono Ma vedere i nemici, cazzo, ma non è un assassino lui. E perché si usa in Assassin's Creed? Questa è una cosa su cui stanno dibattendo in molti. Allora, c'è un forte. A posto. Allora. Ah, stavo vedendo. Non gli hai mai cambiato l'arma questo? No, difatti guarda, giusto per provare un brivido nuovo. Io ho un bastone. È un falcione, vai, mettiamo il falcione, una ghinata. C'è questo che non ho mai provato. Di livello 22. Bello, vediamo. Mica sul posto. Fagli la supposta. Allora, aspetta. Vai. In Valhalla usavo... Prima ho usato Però la aspetta, avrò dei punti. lancia per un sacco di tempo. Dici Poi alla punti, fine ho aspetta. usato l'ascia a due mani enorme. Da assassino. Allora, questo sì. Ascia da assassino, certo. Tipica ascia. Da assassino. No, L'ascia celata. Ma come sì. la celavi di preciso? Va? Dietro le spalle. Era celata. Era celata. Come il tuo vigile di D&D. Esatto. Potentissimo. allora, Potentissimo. vediamo un po' le Meno tua abilità. intelligenza. C'è ma ancora una guarda, classe di le armi mani. che non ho trovato con lui, Ti manca una classe di armi, va a rimanere proprio una ascia. Ok, vabbè. Forse conviene farla più in mezzo alla gente che fai un po' di... No, quello sì, difatti pure nel video. Ah, pure giustamente quando la gira all'indietro fa comunque danni ai nemici. Meno male. Oh. Lui è solo Creed, bravo Regen, bella qui. Lui è Creed, senza Assassins. È il figlio di Apollo. Esatto, nero per nero. Ah, salve. Siamo venuti a prelevare. Allora. A posto. Ok. C'è stato un attimo di confusione, però vabbè. Allora, chi c'è? Prego, prego. Oh, tu sei quello grosso, aspetta. No, tutte le arance a terra, no. Non volevo usare. A un certo punto. Ah, ho dato un calcio. Se ne è fottuto proprio. Il problema è che quando fanno le abilità loro, tu durante le animazioni di fight sei bloccato, quindi se a loro parte un attacco rapido rosso imparabile, cazzo pure che ti shottano. Lui non è volato. No. Ci sono un insetto a terra lui. Ah. Fai stuno, vai oggi. Oh dunque. No, lui non vola, è più pesante. C'ha l'armatura di ferro addosso, capito? È più pesante. Capito, ma pesa 24 kg. È rachitico. Oh, ragazzi. Lui vola. Non mi trovo, no, c'è C'era- qualcosa che non mi Ah, piace. c'era il livello, quindi è inciampato, però è volato 20 metri all'indietro. Sì. Giusto. Vabbè, perché no? Giusto, non è giusto. Comunque. Ah, senti, tu giovane combattente d'Oriente, aspetta. Ha avuto un infarto proprio. Tu sei... Ma se ne stava... Ma sì, vabbè, ma non lo so. Non puoi fare Dove va? inginocchiato e lo prendi da dietro. Tipo un attacco danneggiante alle spalle. No,
Aspetta, vengo vicino. Perché te ne vai? Perché? Sta andando Ma veramente. perché te ne vai? Ma vieni qua. Ma perché se ne va? Ma vieni qua. Giochiamo un po', vieni. Quello di prima aveva i piedi per terra e poi questi non più. Hai visto che casino. Ragazzi, aspettate che c'ho quello che se mi scappa non vorrei che mi si bugga la fortezza. Ah, cambia di te. A posto. Ho fatto tendente su Essonio. Sempre bello. Siamo Bene. Bene. Qua, Ah, certo. Ah, A Sfidanken. Tutto chiaro, no? Per Aglia. Poi, ragazzi. Vabbè, bersaglio ucciso. Allora, un ermo raro di livello 25, ci dovrebbero essere tesori d'Oriente, i tesori d'Oriente. vero? Lui giustamente sfonda le porte. Immersi nel blu. Allora, c'erano delle cose qua, questo è importante. Allora, non so le vedette, porca la miseria. Ma voi l'avete mai visto, ragazzi, il film di Assassin's Creed? Quello lì con No, Magneto. non ho mai avuto il coraggio. Bender. Vabbè. Quello Sì, c'è ancora su Netflix. Potevamo vedere quello. non è male, ti devo dire la verità, cioè sì, Poteva andare peggio. Dai. poteva andare molto peggio, onestamente, come film. È un po' come il film di Uncharted. Quello ancora non l'ho visto. Tu dici, Oh, quello è simpatico, l'ho Sì, visto, è sì, tu guardi, simpatico. dici, ok, ci sta, non si proprio Questo è il Nathan Drake, tesoro. perché poi Tom Holland a Nathan Drake ci assomiglia proprio. Infatti, è un figlio. Bravo, è un figlio, però ci puoi stare. Il film dell'assassino al finale, bene o male ci pensa, Carmen. Va. Infatti Magneto, dopo essere scappato dai campi di concentramento, cioè nel multiverso, uno ha fatto i poteri, l'altro ha detto ok, Attenzione, dimentico i miei poteri, attenzione. voglio diventare un assassino. Questo mi ha fatto esplodere, secondo me, così. Allora, aspetta. C'erano i barilotti esplosivi Sì, sì. da qualche... Eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Tom Holland può fare le granite e basta, ma Spider-Man E anche me lo Spider-Man, accollo. anche Spider-Man. Come Spider-Man io me lo accollo tranquillo, Tom Holland, un giovane Peter, per me va bene. Rotto un po' il cazzo. In mezzo ai coglioni, no? Una freccia così? Fai l'arco se non è. O l'arco Sì. Bugiol. No, meglio l'archibugio là sto. Prendi da grande archibugio da. Allora, eccolo qua. Aspetta, temo che carico. Eccoci. Ho visto il gioco che stava per cadere, ho detto no, è finita. Erano 6 pietre, È era finita. allagato. Allora, No. andiamo nella caverna. Però vedi, questo già è una cosa bene, mi ha trovato una piccola zona segreta. Allora, proprio tanto segreta, no? Che era segnata così grande sulla mappa. Quindi, Però ma ti stai attaccando. segreto adesso. Ti stai attaccando, hai detto. Yeah, capito, capito. Devi sempre denigrare questo gioco, Enzo. No, non si può passare più. Mamma, cioè, Capito? Ma no, se nei primi mi davi dei piccoli indizi e mi facevi trovare a me le cose, ma mi dai tutto. Questo titolo è da 10. Sì, 10 secondi, poi ti viene un attimo voglia di. 10 su 10 IGN. Allora, ragazzi. Io spammo gli attacchi, farò pure qualcuno prima o poi. Danno con Yasuke. Che bisogno c'è di avere una strategia con un personaggio che è un carro armato? Anche perché le combo effettivamente ci sono, quelle che ci fa fare durante gli allenamenti, però è inutile impararlo perché tanto basta che spammi ed è difficile il gioco, cioè non. Sì, sì, cambia tanto solo i danni che ti fanno. alla No, fine. vai, gioco. No, non si va di qua, pensavo si dovesse aprire, quindi a questo punto andiamo di qua. È pure uomo. Pure. No, dobbiamo rifare la stessa cosa.
No, lui dovrebbe passare qua. Ok, basta semplicemente tutto. Giustamente lui questo fa, quindi. Lui sì. Allora, continuiamo a scendere giù. Ma vaffanculo. Le notti d'Oriente. Allora, noi continuiamo ad andare. Abbiamo trovato il tesoro segreto? No. Ok, quindi c'è un'altra strada. Di qua. Detto, il prossimo film di Aladdin è Jafar il russo. Sentito? Ma a sto punto È già. Aladdin è ucraino. Ma a sto punto. Così c'è una piccola diatriba interna, capi? Allora, salve. Beh. Allora, qui non c'è niente. Candela, candela, candela. Sandalo. Cosa hai trovato in una cripta? Un sandalo. Queste sono le ricompense che ci piacciono nei giochi. Un sandaletto. La tua esplorazione, tutta l'attenzione a cercare tutto per ottenere il sandalo. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. Oh, sandalo. Oh no, aspetta, hanno visto l'assassino che non è un assassino. Devo fare il Mulan di Grosseto, ma secondo me esce pure meglio di quello che hanno fatto. Sì. Aglia, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Dovevamo vedere il live action di Biancaneve, ragazzi. No, ma anche no, ma anche no. Ma anche no. Potevamo andare pure al cinema, vola un attimo. Era. Madame Web vi capisco, col Cosa senno di poi l'abbiamo visto anche con immenso piacere, bella compagnia, bello tutto, tutti felici, tutti, però no. Biancaneve no. Secondo voi qual è stata la scena clou di Madame Web, quella che vi farebbe dire ora lo riguardo? Quando è finito. I televoto sono stati troppo belli. Mi ha fottuto. E niente. Allora, a me è piaciuta molto la scena quando Vabbè, è successa una sì, cosa un attimo, si è rialzato e poi è svenuto. quando Vabbè. ballano sul tavolo del diner, solo perché c'è Sidney Sweeney che balla e basta, Mamma mia. basta, finito, caputto. Tutto andato. Poi adesso è il film. Allora. Minuti. Di qua. Tutto quanto nel Ok, non c'è niente qua dietro, non c'è niente da fare. vedi, questa è una notizia che per esempio mi interessa molto. Questo argomento qua che era stato trattato spesso riguardo al casting di Ellie di The Last of Us. Ok. L'attrice, ci dà di 6 minuti fa questa notizia, che interpreta Abby nella seconda stagione, Come dovevamo è stata, di The Last of Us, è stata assunta senza nemmeno fare il provino, perché è letteralmente identica al personaggio del videogioco. Mentre l'attrice che ha fatto Ellie invece gli avete fatto il provino. Questo però, perdonatemi, come mai questa cosa? Perché? È un mistero. Mi stai dicendo quindi che lei l'hai presa solo perché è identica, però per Ellie non te ne è fottuto un cazzo. Non lo so, ragazzi, non lo so. No, non ma lo so. capitano queste cose a Hollywood, Gianma. No. Ultimamente capitano pure un po' spesso, però Non- dicono che fanno soldi, ma Vabbè. arriverà il tesoro prima o poi. Oh, questa è già una bella stanza più grossa. No, raga, io non l'ho proprio vista la serie di The Last of Us perché non mi interessa, manco il gioco mi è mai interessato. La prima puntata mi era piaciuta, però poi non è che ho tanto avuto voglia di continuarla. Un oggetto spostabile. No, io un giorno la vedo. No, magari. Allora. Quindi
tu adesso sali qua, poi sali qua. Bravo. Vedi che un po' lo spirito dell'assassino ce l'ha. C'è un altro passaggio bloccato e serve un altro barilotto. E il barilotto lo troveremo nelle vicinanze. Oh, 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 oh. Il comando sposta non gli piace del tutto. Si sta nervosendo. Stiamo andando a un certo punto, sì. Allora. Questo lo portiamo di qua. Questo riesce a salire? No. No, il piano non ha funzionato. È carina, lei è brava, ma non abbastanza da colmare il gap di somiglianze. È totalmente una, cioè, c'erano veramente una marea di scelte, pure brave a livello attoriale, che potevano assomigliarci di più. Ma lo stesso vale per Pedro Pascal, che per Joel non ci assomiglia un cazzo. No. Moving. Come faccio? Mamma mia, impazzito. Mamma. A volte mi vedo le partite con Blur o con Marza. Ma pure su Sky danno i risultati, io non lo sapevo. Sono i risultati della Kings League su Sky, sì sì, nella sezione sport calcio escono anche quelle là. Che sorte. Mamma mia, grandi. Grandi. Riesce ad appoggiarlo senza farlo cadere? No, Hai visto che è il presidente dei Boomers? no, Cioè, Fedez è il quello sì. cioè, e poi ci sta Moggi. Così, a coppia vincente. Vabbè. Anche che nella seconda stagione dovrebbe essere una donna, mentre questa sempre. Questo l'avevo sentito, che giustamente nel secondo gioco c'ha una maturazione, mentre l'attrice che la fa non so quanti anni abbia, ma. Ragazzi, siete poco inclusivi. Dovete includere questi ragionamenti ma- nella vostra vita. Bastava fare un qualcosa. Vediamo se Non riusciamo so. a fare. Aspetta. Magari cambiarla. Giusti. Allora, voi che siete più intelligenti Sì. di me, io questo coso lì sopra, come lo faccio arrivare che lui è un troncone e 2 più 2 non riesce a farlo? C'è un passaggio che devo aprire là sopra sopra. non lo riesci a lanciare, sai, sulle scale da qua. Per lanciarlo lui. Aspetta, Se ti angoli un po'. aspetta. Quasi. Mettani. Un po' più a sinistra. Mettene ancora un po'. Quasi, quasi. Fatto per essere Non da qua, no, non da qua, assolutamente. Però ci si può riuscire. No, Ma allora gli piace proprio tirarlo là. sì, Vabbè, là. Ma scusa, non lo vuoi lanciare da all'angolo? sto provando a lanciarlo là sopra, ma cado. da là sopra. Da qui sopra? Posso provare a fare così al massimo allora. Prova. Minchia per un secondo. Era più facile di quello che pensare. Devo dire. Bravo, dottor Me. Lei è uno statista. Fai zombare tutto, infatti zombare anche tu, già No, che ci sei. aspetta. No? Ecco. Non ci credo, si è arrampicato a sotto. Però da qua non lo prende. Non lo Facciamo così, guarda. C'è un esplosivo ritardante. Mettiamo di qua. Un ritardo. Vabbè. No, vabbè. Vabbè, effettivamente lo zio delle travi di legno non fermano un'esplosione. Però le travi sono rimaste tranquillamente. Cioè, perché l'ambiente è totalmente morto. Qui c'è una ragnatela. Tra l'altro Moreghe, ci pensavo, in teoria a un certo punto rimarrà solamente Ellie, quindi la serie sarà tutta sulle spalle Di di. Pedro. No, della No, ragazza. Pedro. Pedro, sì. Pedro, brutta fine. No, non la so la storia. Del gioco manco io, questa cosa me la lessi quando uscì il gioco, a un certo punto la gente iniziava a incazzarsi. Ma Pedro Pascal come fa? Lo fa proprio No, è... Ora sempre. Vabbè, se è cioè, nel senso, se è Sì. se la storia Sì, originale sì, è sì, così, no, deve succedere questa cosa, sì, deve succedere. Però lasciare poi tutta la serie in mano a lei, onestamente, ma io non lo so, No.
Non lo so. Questi si... Oddio. Se si Taglia. Vabbè, ci sta... poi comunque dovrebbero... Voglio vedere come la fanno combattere. Sono curioso anche io, reghe. Pedro mo una cosa deve fare, deve allungare quelle cazzo di braccia. E basta. E deve farlo bene. Taglia. Ma poi lei nel trono di spade era mostruosa, non ho visto manco quella Regan, non mi è mai interessato, onestamente è una serie piena di incesti. No, ve lo dico. Meglio su Pornhub, a questo punto li trovi anche più facilmente. Ti ha fatto uno schienamento Sì, così. È stato c'ho tutto l'altro male. dietro che sta rompendo un attimo i coglioni. Niente, lui proprio gli piace fare così. Vabbè. Ok, calcione avuto. Ok, alla fine è morto. Allora, un po' di frecce, un po' di risorse. 2 proiettili, di qua non c'è niente, quindi dobbiamo andare di qua. No. Allora, quindi noi stavamo venendo di là, dobbiamo prendere e mettere il barile qua. Prendi il barile, prendi. Ha preso barile. Ecco qua, la super cassa leggendaria. Vediamo. Fiore di morte. Un archibugio leggendario, vabbè. Ma non si butta. 23 pure questo. Tempo di ricarica ridotto drasticamente. Questo è buono, sta schiena. Vabbè, vabbè. Per Fizio, oggi mi fai vedere quanto è drasticamente. È immediato drasticamente. Ok, vabbè. Ok. Allora vabbè. Allora, qui c'era un altro passaggio. Sto punto. Ma se l'è presa con la lanterna così? Vabbè, Ha deciso di fare così. vabbè. Ah, lui le spegne così direttamente. No, qui è dove eravamo andati già prima, quindi dobbiamo soltanto tornare indietro. Allora. Sai là? No, dall'altro lato. Di là era dove già siamo andati prima. Dall'altra parte. Noi da dove siamo arrivati, mo da qua si dovrebbe uscire. Eccoci qua. Tesoro, oggetto, no. Le curve non ti piacciono, ragazzi. No, è che si triggera l'animazione contro l'oggetto che trova e non se ne fa proprio. Cioè non se ne frega per vedi? Bello, bellissimo. Se ne frega Che altamente. merda. Ok. E siamo ritornati alla missione principale. Allora, questo risulta completato a sto punto? No, c'è un altro forziere grosso da prendere qua. Esploriamo. Il problema è dove sarà? No, queste sono le casse che non possiamo prendere. C'è ancora qua. Lì c'è qualcun altro però. Qui non c'è più niente a sto punto. Dove sei? Dove sei? Spari in testa? Cecchiniamo un po', dai. Bello, un colpo in testa non lo ammazza. No? Oddio. Vabbè. Pure questo è molto meglio. Almeno si ricarica più velocemente. Allora, dove cazzo sta mossa cassa? Dove si è fatta in tutto ciò? Ah, 23,57, ok. Allora. Qua ci sono quelle tre. Ah, eccola qua. Ok. Lacrima d'artista, tanto leggendario. Allora, di qua pulito tutto. A questo punto ci facciamo pure questo qua.
No, fermati. Ok, gli assassini almeno li fa. Vabbè. Allora, a sto punto di qua. Allora, il cavallo qua dovrebbe farcela. Vai cavallo, vai. Ok. Insisti, insisti. Ok. Allora, di qua cosa c'è? Siamo arrivati alle terme. A posto. Tu qui sei delle informazioni. Che cazzo sei? Va bene. C'è un po' pippa per essere un livello 26, eh. È apparso uno yokai? Vabbè, sì. Che dovrebbe avere delle ali, ma in realtà c'ha le due bandiere. Vabbè. Ci sta. Aia. Boom. Ok. Dai, quindi. È un altro fatto. Ma katana livello 26. Allora, c'era questo che dovevo prendere. A questo punto è esplorata tutta la zona qua. Quest'altro anche fatto fuori. Non vedevo un mini boss così patetico da tempo. È apparso all'improvviso simpatico con le alucce. Hai visto, Re, che ne era uno yokai Che scimmietta molto simpatica. che si è buggato. Scimmietta, me la fai ad uscire da qua? Ti spingo? Bello. No. Scimmietta, fai le tue cose, Mamma fai quello mia. che vuoi. Allora, infatti qualcuno ha fatto la foto alla scimmia. Metto anche là. Allora, c'è qualcosa qui sotto qua. Andiamo a scovare qualche luoghi misteriosi, non si fermano. Proviamo dei luoghi misteriosi. Dottor Mercury, Io più di vedere tutti i punti sulla trovi un luogo mappa. misterioso, dai, dottor Mercury, trovi un luogo misterioso. Dai, ma dobbiamo mettere un po' di pepe alla situazione, troviamo qualcosa di incredibile. Tanto abbiamo trovato una cripta, due avamposti. Allora, serve qualcosa che fomenti. Oh, Viro Mare, guarda è bello. E poi c'è una nave lì. E qui possiamo imparare un'altra cosa. Poi, serve, allora, salve. ツバメの国が頭上を通り過ぎる刹那刀を空に伸ばしその影を切り落としたこのような奇異な技こそお主に教えたい Vabbè, Allora, ok, allora facciamo un attimo i kata e poi ci siamo. vai. Vai, ragazzi, kata. Il Mercury che nitrisce alla pianta.
Parte 1, fatto. Intenso. Sì, l'avevo preso. Sì. È il secondo. Ma devi andare a tempo. Sì, Ah, con sono alcuni 3 sì. tipologie diverse. Aspetta, ho sbagliato. Però che lo fa fare tutto. Riprova sequenza. Ok. Bello. Ma sarebbero utili con un combat system migliore. Grazie a lei. Ah, dacci il punto maestria. Ok. Dottor Mercury, prego. Allora, dica dove. Devi andare nella regione Izumi Setsu. Ok. Il punto di interesse chiamato Kovo di Tozuku. A meno che la tieni già. Però. Vediamo. Kovo di Ozuku. Tozuku. Ti dice più o meno in che parte sei, dottor Mercury? C'è una foto. A metà strada tra il castello di Katano e la piana di Yawata. Ok, Katano sta là. Piena di Awata sta qua, quindi deve stare qui in mezzo qua. Castello di Catano. Kovo di Eccolo. Tozuku. Qui devo andare? Sì. Andiamo. Allora. Andiamo. Ah, buona sedia, Reagan. Sedia onorevoli compatrioti. Buona sedia quello. Avete pieno di meraviglie e tasse. Vero? Troppe tasse. Tante tasse. Oh, è cambiata la stagione. Impazzisco. Terribile. Fioritura dei ciliegi. Magari così con meno neve il gioco è un attimino più leggero. È di sgrodoloni, esatto. Madonna. Ok, l'inverno è passato. Non può piovere per sempre, quello era un'altra cosa. Allora, lui adesso qui sopra dice io che cazzo ci faccio qua sopra? Vai, facciamo Tuffi vedere. almeno. Ecco, Lui salta bello. Tra l'altro è rimasto letteralmente puro. piombo a galla. Bomba. Non è Va manco bene, va affondato. bene. Allora, Va bene. cambio di paesaggio, questa cosa è molto carina. E andiamo di qua allora. Quindi devo entrare qui dentro e far fuori tutti e mi troverò qualcosa di particolare? Lo facciamolo con Nave, Twitch. Mi ha rotto il cazzo da su. Allora. Devasto coglione. Facciamo un po'. Ma di lui è Assassin's- fortissimo. Sì, però giochiamo Assassin's Creed. Ma lui è fortissimo. Assolutamente sì. Quello non c'è dubbio. Sì, è Assassin's Creed Ombre, esattamente quello. Cioè, Tante ombre su ora questo lo è. gioco. Prima era Ghost of Tsushima, però mo è Assassin's Creed. Ci piacesse. Ci piace, assolutamente. Ci prova. Tempo che esce Ghost of Yotei e stabiliamo un'altra volta le gerarchie. Anche la protagonista femminile. Vai. Vediamo chi avrà più spessore fra Naoe Incredibile PG È esattamente quello. e quella di Yotei. Molto bene. Quel puntino là ha detto voglio scivolare. Vabbè, Ah, riesce. vabbè. Mercury sarà rimasto chissà dove. No, Mercury Si sarà buggato da qualche parte, sicuro. Ci hanno tirato fuori questo. Magari. No, dai, sali. Ok, non ho capito com'è salita, però vabbè. Ad un certo punto non conviene manco più farsi domande. Ecco qua. Allora, abbiamo preso una piccola scorciatoia. Dottor Mercury ha detto di entrare qua dentro. E ne Entriamo entriamo qua dentro. Allora, facciamo un po' di assassinio. Quanti ne siete? Siete solo in 3. Allora. Dai, uno. Vieni qua. Vieni qua. Agli altri non si sono fottuti proprio a questo punto. Zuccarlo.
Niente, nessuno ha visto nulla, nonostante quello sia girato nella nostra direzione. Almeno mo. Tutto nel fuoco, tutto nel fuoco, tutto nel fuoco. Beh, Con lei non mi riescono le parate stasera, ma vabbè. Ah, aspetta. Allora. E qua abbiamo fatto un po' di pulizia, quindi sembra un posto normale. Che cosa potrebbe nascondere questo posto di particolare? misterioso. Allora, intanto c'è uno scrigno, quindi io mi accingo ad aprire la porta, vado con tranquillità. Tramonto di Iga, un tanto Colpo leggendario. sfuggente del rallentamento. Che cosa fa questa cosa? Capiamo un attimo. Allora, intanto stanno sotto. Prima d'artista, tramonto di Iga. Tempo rallenta quando esegui colpo sfuggente. Ok, quindi anche abilità che ti rallentano il tempo. Perché no? Ok, era questo che dovevo trovare o c'era altro? Penso di sì. Vabbè, se non riesci a evidenziare nient'altro, Allora, c'è c'è... un'altra cosa là, lo vedi? Il tramonto di Ica. Guarda là, a destra, Aspetta, aspetta. più semplice, vero? Lo vediamo. Bene precisare che l'abilità in questione va sbloccata per poter superare il suo vantaggio. Prendi tutte quelle abilità che hai visto sotto su quelle che poi gli puoi mettere con il fabbro. Allora, qua abbiamo fatto. C'è qualche altro luogo a meno sconosciuto? Un po' di stasera si collezionano cose. Ce n'è un altro. Allora, intanto, visto che ci sono queste due missioni qua vicino, a questo punto gli faccio una corsa. Vieni Mercury. No, cervo, no tu, cerviatto. Un po' buggato. Ma non si bugga tutto. Salve. Ma Sono molto stealth. Secondo qua dietro. Non puoi vedermi. Non puoi vedermi. Oi Regen, buonanotte. Non puoi vedermi. Ma visto. Ma non ci vede più. Allora, qui dov'è l'obiettivo? Ok, ce n'è uno. Devo distruggere uno in particolare per la missione, però faccio fuori tutti. Oh, ci hai provato. È già tutto crisfizio. Tanto è pieno di risorse. Mamma mia. che vuoi fare? Ma è tipo. Parti dentro. Mamma mia. Oh, è la È la figa. via. Vabbè. Va bene, va bene. Distruggi la merce, va bene. Allora, è il primo, è fatto. Poi elimini i bersagli. I materiali oggi non li prendiamo. No, stiamo vedendo un attimo la direzione dove era. Guarda qua che belli Dio. Ho già preso un bel po' di là. Butta dentro. E qua non c'è nient'altro. Niente. Mercury si era messo già pronto. Non mi prenderete mai. E già stato. Ho semplicemente camminato verso sinistra. Beh,
Ah, No. Pezzo. Ok, grosso è morto. Che altro c'è? Vabbè. ah, è sbozzato. Ok. Stavo si era sentito un attimo male all'improvviso. すぐに終わらせてやる Dato. Ci ha provato però. Ci ha provato. No, Da apprezzare l'impegno. Molto vinto. Da apprezzare l'impegno almeno. Ok, allora avete trovato qualche altro posto? Quindi esplora perché... Allora. Qui c'è sta un bel po' di cose. Adesso facciamo così. Facciamo così. Visto che è un po' comunque che non ci torno. Ok, qui preso tutto. Allora. Giustamente non fa niente che l'hai completato e non c'è più nessuno No. dentro, non diventa un posto sicuro e quindi devi spostare di un paio di metri. Ma giusto da qua a là, giustamente. Mamma. Allora, vediamo almeno se riesco a costruire qualcosa, così non me ne dimentico. E dovrebbero aver portato un po' di materiali. Assolutamente no, questa volta, va bene. Li ho usati tutti per mandarli in giro. Allora. Certo, quello. Certo, dica. Allora. No, Allora, mancano un centinaio di minerali. Allora. Vediamo almeno se... Allora, a questo punto se ho fatto 3-4 livelli non sta come potenzio le armi, così non mi dimentico poi di farlo. Tanto oramai prendendo questi leggendari li faccio salire. sì, quelli. Ok. Poi facciamo due ciapella da contadina e ci piace, è giusto a titolo simbolico, cappuccio da apprendista assassino, solo che non ho più clothes. Va bene. Ma allora vediamo un attimo un Reagan che cosa ci voleva dire. Io intanto salvo, quello forse Reagan ha salutato prima. Un po' male. Non mi fai salvare che ho consumato tutti gli slot. Ok. Penso sia un messaggio bello di... È una lamentela bella grossa, Sì, o questo qualcosa di molto praticamente grosso. un cazziatone questo. Aspetta. Mettiamo così, almeno abbiamo il paesaggio che calma un pochino quello. Ecco qua, così guarda. Non è che per me è qui. È a breve. Mi raccomando, non mi dire ya.
Non No. ti può dire. Se devi parlare cose dici like a Dragon, che è il titolo dei Esatto. giochi, la ricordiamo, e tu quello lo puoi dire, Sì. loro capiranno, ma Yakuza non lo dico. C'è un casino, dottor Mercury, poi ti ammazza, poi c'è un ti arruolano, poi ti fanno il No, tatuaggio, un sì, bordello. Un bordello, guarda. Una bella supplen, farsi un giro. Ovviamente per lavarsi. Certo. Per lavarsi. Per lavarsi. Il culetto. Anche il culetto, certo, perché si lava tutto, si lava. Un bel karaoke. Vabbè, ma io so che lei è un massimo esperto. Karaoke si divertirà il signor Mercury. Ma io in Carnavola, secondo me, con post karaoke ci può stare qualche parte, però no quelli in pubblico. Voglio prendere una stanza e mi voglio ammazzare di alcol dentro il karaoke. No, devo trovare quello che dove sono andato sabato. Si pitta la stanza? No, sono due, un locale, un bar. Ah, un bar, ok, quindi uno sta in due privato. stanze, sì, si mangia pure. Mm. Fanno le serate, mo hanno organizzato lo Spring Break in un villaggio di Palinuro. Ok? Dall'1 al 4 maggio 120 euro. Buona animazione, Mica male. pure il buffet pomeriggio, cose. No. Si fa. Spring break. Fanno karaoke. Ecco, Ultimamente non sto bene, quindi arrivo alla sera che sono morto e quindi crollo con la live accesa. Volevo solo dire che se non scrivo più è perché probabilmente sono morto, solo questo. Mi No, dispiace soprattutto oggi che resto solo io. No, quello, non ti preoccupare. Anzi, se normale. ti conciliamo il sonno e ti riposi, a noi fa piacere, quindi anche il non ti maestro preoccupare. spesso concilia il sonno. Quindi vai proprio tranquillissimo, non ti preoccupare. Noi adesso mo stacchiamo così ci andiamo a riposare un pochino pure noi, visto che mi devo alzare pure io presto domani mattina. Poi vediamo un attimino domani che cosa fare. Quindi tu non ti Vai preoccupare, se tranquillo, crolli tanto ci trovi la sera dopo, Va. senza problemi. Quindi quello, buonanotte e riposati, crolla e cerca di riposare il più possibile e ci vediamo domani. Dai, Buonanotte. buonanotte, bello. Guida rapida a cambiare personaggio. Beh, Meno male che me lo dici. Grazie gioco che ci hai dato questa sensazione qua. Sono guide inutili. Vabbè. Quello, buonanotte. Ho avuto problemi a cambiare PG. Sì, che ci può tanto ad andare nel menu cambia personaggio, giustamente. Sì.